Probabilmente all'origine della tragedia c'è una mancata precedenza. I dettagli della dinamica sono ancora al vaglio della polizia locale. L'unica certezza, purtroppo, è che un padre di famiglia ha perso la vita lasciando la moglie e 2 figli piccoli. È successo a Brondolo di Chioggia stamane, poco dopo le 9. Per alcune ore la vita di Davide Costa, 41 anni, è rimasta appesa a un filo all'ospedale di Chioggia, prima che anche l'ultima speranza svanisse. Stava percorrendo via Padre Emilio Venturini in sella alla sua moto Yamaha quando improvvisamente una Fiat Multipla, condotta da una trentenne di Padova che procedeva dal senso opposto, gli ha tagliato la strada per svoltare a sinistra. Impatto terribile ed inevitabile. Costa è finito a terra battendo violentemente la testa. Immediati soccorsi dei sanitari del SUEM che hanno trasportato d'urgenza l'uomo in ospedale nel tentativo disperato di salvarlo. Purtroppo è stato tutto inutile. Costa è morto poche ore dopo nel nosocomio senza riprendere conoscenza. Un'altra vittima sulle 2 ruote 3 giorni dopo la tragedia che aveva visto perdere la vita il 47enne Giancarlo Maria di Pianiga, morto in un altro tragico scontro tra il suo scooter e un furgone a Milano. 2 croci in 3 giorni, il periodo nero per i centauri, l'estate è già iniziato nel peggiore dei modi.